Noi abbiamo un laboratorio nostro, camerale, del sistema regionale. Avete dei dubbi sul prodotto? Vi riscate della grande distribuzione e non siete sicuri? Portatelo in laboratorio, ve lo analizzo io, poi dopo, se questo signore ha detto delle balle, ridiamo. 30 millesimi di secondo dopo io ho fatto l'assegnazione al NAS, ve lo giuro, su quello che è più caro. E sapete perché? Perché a 63 anni, quando io sono diventato nonno bis, e so che per i prossimi 7 anni non ce n'è, vorrei conservare ai miei 2 nipoti che ho questo pezzo di terra, queste abitudini, e se non difendo questo territorio, questo modo di essere, probabilmente mio nipote, che si chiama Federico, non riuscirà a ragionare come ha ragionato Giacomo, come ha ragionato questo tavolo. Allora siete primi consumatori, siete rappresentanti di territorio, siete rappresentanti di categoria, come lo sono io. Io chiedo, come hanno fatto loro, arrabbiatevi col ristoratore che non vi dà il pezzo di pane carasau, che non vi fa il pane frattau, trattatelo da incapace, ditegli che è stupido, però chiediamo anche alla Regione, basta 28, basta 28, le 28 voleva dire dare le Ferrari a uno che non aveva la patente, però davano voti, e allora abbiamo un disastro di aziende che sono state aperte, dove sono piene di produttori che fanno le penne al salmone. Ma io dico, dottor Zedda, lei è stato alla metro recentemente? Allora io sono andato in una scaffalatura ieri alla metro e tutte le volte mi odia il direttore, perché tutte le volte vado e lo bastono. Quando mi vede entrare gli risultano i capelli in testa. Sono entrato nella scaffalatura degli oli. Noi siamo la regione col numero degli oli più importante. Lo sapete che tutti gli oli pregiati che ci sono non ce n'è uno sardo? Ma sapete che il 95% della ristorazione si rifornisce lì? Tutta la ristorazione di questo comprensorio va lì, non ce la fa a incontrare il produttore. Basterebbe a questo signore, come gli ho detto io. Io le ho detto, ogni mese metto una bottiglia di champagne in frigo, poi ho cambiato, no, di spumante moscato, che va meglio, ma il giorno che vi bastonano, il giorno che vi trova un guaio, io stappo, perché questa è un'offesa a me, è un'offesa a noi tutti. Basterebbe chiamare Dolianova, Cossu, Seneghe, chi volete voi, e mettere in condizione il ristoratore di comprare 1 o 2 bottiglie che gli servono da portare a casa, perché lui non può che rivolgersi al produttore per averne 12, gli costa troppo, è un fermo, il just in time, questo termine ce l'ha anche il ristoratore, non fai più magazzino. Per colpa vostra io ho 10, 100, 1000 ristoratori che ogni giorno vengono trattati da incapaci, da persone che si siedono, perché dici, ma è possibile che tu mi porti a tavola una bottiglia di olio che arriva da oltremare? Ma lui invece non è messo in queste condizioni per poterlo fare, non è spinto. Sapete che questi signori ho analizzato non potrebbero vendere a molti di noi? Perché potrebbero vendere soltanto agli alimentaristi, ai ristoratori, ai grandi consumatori professionali. Il 95% degli avvocati di Cagliari va a comprare lì. Lo vedete ai grandi consumatori professionali, cioè li vedete quando andate da voi che vi offrono un bicchiere di olio, di ricino qualche volta, ma non un bicchiere di olio. Quindi non vedo perché loro possono andare lì a comprare. E se noi li costringessimo a non vendere, noi ci ritroveremmo di nuovo quei professionisti, i medici, gli avvocati, in giro per città, a avere in una città come la nostra, abbiamo 3 solo i negozi specializzati di cibo di qualità, perché tutti vanno lì dentro. Nella Grande Piemonte, io ero in compagnia loro, avantieri, la prima norma che hanno fatto, hanno detto basta alla grande distribuzione. Prima rivediamo tutta la filiera, poi decidiamo cosa si può fare e poi decidiamo probabilmente quali sono i nuovi programmi a venire. Il mio corrispondente presidente di Cuneo metterà in circolazione, gliel'ho copiato, quindi lo dico già al presidente della provincia, lo vedrà da me e gli chiederò di distribuirlo, un grande cartello che dice compra nella tua valle e il tuo paese vivrà. Io glielo mando, presidente. Compra nel tuo paese e il tuo paese vivrà. Se ricominciamo da queste cose, probabilmente, da domani mattina abbiamo messo in moto un pezzetto. Concludo.
Io non credo che sia così difficile costringere ai grandi gruppi che abbiamo a ogni angolo, così la smetteremo e verrò qui l'anno prossimo, se, come si diceva una volta, buon Dio mi conserva, venire qua l'anno prossimo a dire quale pezzettino è stato fatto, così la smettiamo di piangersi addosso, perché probabilmente la Camera di Commercio ha commesso lo stesso questo tipo di errore, di marcare stretto la Regione dicendogli io pretendo che nel nuovo bando di concessioni demaniali le aziende che hanno in concessione quel demanio abbia il 30% di prodotto perché gli do un marchio di qualità. Il loro luogo te lo do solo se tu sei un'azienda di qualità e l'azienda di qualità, te la scrivo, deve avere il 30%. Vogliamo scommettere che domani, senza fare niente, il Forte Village avrà il 30% di prodotti regionali? Avrà il 30% di oli? Io da 7 mesi ho preso un incarico a carattere internazionale. Il ministro Urso mi ha chiesto di certificare i ristoranti italiani nel mondo. Vuol dire che tutti i ristoranti italiani del mondo che vogliono avere una certificazione, e vorrà dire che non ci sarà luogo che non sia certificato, semmai Istituzione Italia debba andare a fare una manifestazione. Cioè se si andrà in un albergo dovrà avere una certificazione dove si consuma italiano, se va il governo italiano, se va il ministro, se andrà a fare un pranzo dovrà andare questo. Sapete cosa ho messo nel disciplinare? Ho messo nel disciplinare 40% di vini italiani, se no non hanno il marchio. Ho stabilito che in sala, se c'è un olio, deve essere italiano, visibile, mi devono mandare la foto via mail, immediata, me la mandano, se non c'è la foto non glielo do. Il 45% delle ricette devono essere italiane, mi deve dare tutta la filiera. Sto parlando di ristoranti a Los Angeles, a Dubai, a Melbourne. Dove volete voi? Vuoi avere questo marchio? Devi fare così. Vuoi avere il mio territorio? Devi fare così. E buon'ultima, la mia Camera probabilmente dovrà essere più a fianco, ne parlavamo prima col Presidente Tocco, con le amministrazioni provinciali, perché i programmi che si fanno nelle scuole dove si formano poi quelli, lo sapete che il 98% delle abitudini alimentari sono nate ormai all'interno della ristorazione, perché la famiglia non c'è più, il ragazzino va via a 14 anni. Ma noi dobbiamo consentire che in una città come Cagliari e dintorni ci sia la più grande concentrazione di McDonald's che non c'è neanche nella profonda periferia americana. Abbiamo anche un drive-in, ma da dove corrono uno che mangia l'hamburger in macchina per correre dove? Al Poetto? Forse dobbiamo anche ripensare che probabilmente certe abitudini alimentari dobbiamo salvaguardarle. Grazie Presidente, grazie Giancarlo De Idda. Chi vuole intervenire?